Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Meloni torna a sorpresa in Sicilia. La Premier ha incontrato gli sfollati e fatto una ricognizione nella zona della frana. Annunciati 150 milioni subito. Il capo della Protezione Civile siciliano sarà commissario straordinario. Mercoledì in Consiglio dei Ministri il decreto su Niscemi. Il ciclone di San Valentino ha devastato serre e macchinari del settore florovivaistico. A Mascali, in provincia di Catania, la stagione potrebbe essere già finita. Catania scommette ancora sui monopattini, ne arriveranno altri 1000, ma l'assessore alla mobilità San Giorgio annuncia un giro di vite per garantire il rispetto delle regole. No Maranza, l'iniziativa dello chef Natale Giunta diventa un'associazione contro i bulli della Movida di Palermo. Dedicato al Mar Mediterraneo, il costume più elaborato premiato al Carnevale di Venezia. Autori una coppia di Santa Lucia del Mele in provincia di Messina. Calcio, Catania concentrato sul campo, sul recupero in programma mercoledì contro il Trapani al Massimino. I rossazzurri devono vincere per accorciare le distanze dal Benevento ed evitare la fuga dei campani. Ancora calcio, striscia positiva da record per il Palermo al 13° risultato utile consecutivo, ma i rosanero restano quarti in classifica. Dunque la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, accompagnata dal capo della Protezione Civile siciliano, è tornata a Niscemi dopo la prima visita dello scorso 28 gennaio, ha fatto una ricognizione nelle zone devastate dalla frana e poi ha incontrato gli sfollati. Ci colleghiamo in diretta da Niscemi con Gerry Italia. Sì, Lorena, buongiorno. La Premier è andata via da circa una ventina di minuti e, come dicevi tu, è arrivata assieme al capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano. Dopo aver visto il fronte frana sia dall'elicottero sia dal belvedere, ha voluto incontrare personalmente una delegazione del comitato degli sfollati che hanno chiesto alla Premier risposte concrete, interventi immediati, al di là dei risarcimenti anche la possibilità di poter rientrare a casa per quelle persone che vivono nella zona rossa al margine tra i 150 e i 100 metri. Su questo la Premier è stata molto chiara: prima bisogna tutelare la sicurezza delle persone. Finché non avremo certezze che il fronte franoso sia arrestato, nessuno potrà rientrare, anche se proseguiranno i recuperi. La Premier ha portato anche la notizia di nuovi fondi per Niscemi, 150 milioni che verranno stanziati al prossimo Consiglio dei Ministri mercoledì, che andranno direttamente ai ristori sia per gli imprenditori che hanno chiuso in centro storico, sia per quelle persone che devono ricevere il contributo casa. Una visita molto molto veloce. Adesso la Premier si è spostata in elicottero per visitare i luoghi del ciclone Harry. Non so se abbiamo il contributo video delle dichiarazioni che la Premier ha lasciato alla stampa. Altrimenti andiamo avanti, sì, perché come vi dicevo, il dramma che si sta vivendo principalmente oggi a Niscemi specifico che riguarda 150 milioni di euro, con la nomina di un commissario straordinario nella figura del capo della Protezione Civile, prefetto Fabio Ciciliano, perché non volendo perdere neanche un giorno di tempo, così siamo già immediatamente operativi con la struttura. Le risorse sono dedicate sostanzialmente alle 3 grandi priorità soprattutto, e cioè la demolizione delle case che devono essere demolite, la messa in sicurezza del territorio, perché è inutile che noi cerchiamo di risolvere i problemi se si possono ripresentare, e ovviamente gli indennizzi per chi ha perso le case, ovviamente anche per le attività produttive, al netto di quello che già è stato fatto e al netto di quello che prevede il resto del decreto, che vale per tutte e 3 le regioni che sono state coinvolte dal problema alluvionale, ma incidono ovviamente anche per Niscemi. Sul resto del decreto noi prevediamo diverse centinaia di milioni di euro per quello che riguarda il ripristino della rete infrastrutturale e dei servizi, e quindi impatta ovviamente e riguarda anche la questione di Niscemi. Prevede l'indennizzo e iniziative di sostegno per le attività economiche che sono state coinvolte,
particolarmente per quello che riguarda il campo dell'agricoltura. Anche qui sono provvedimenti che sappiamo che sono provvedimenti significativi. C'è la sospensione dei tributi e vale ovviamente anche per Niscemi, ma vale per tutti i territori che sono stati coinvolti. I tributi dovrebbero essere sospesi alla fine, fino a aprile, vuol dire rimandare il pagamento almeno ad ottobre. Stiamo cercando di dare una risposta complessiva a tutti i territori coinvolti. Questa è la Premier Meloni. Per Niscemi però c'è il dramma anche dell'imprenditoria. Nel centro storico, che è parzialmente chiuso, sono tanti i locali, le imprese che hanno dovuto chiudere i battenti e che non sanno quando potranno rientrare. È un allarme che abbiamo raccolto, l'abbiamo sentito direttamente dal presidente di Confcommercio Sicilia, che era qui la settimana scorsa e ha parlato direttamente con il sindaco Conti, ma in questo servizio anche un punto delle ultime 24 ore qui a Niscemi, gli ultimi sviluppi, vediamo. A Niscemi il tempo sembra ancora sospeso, i monitoraggi sulla frana sono ancora in corso e non ci sono per ora dati definitivi sulla reale estensione del dissesto. Il sindaco Massimiliano Conti invita alla prudenza, bisogna attendere gli esiti tecnici per stabilire la perimetrazione finale della zona rossa e il numero degli immobili destinati a andare perduti. Il primo cittadino chiede unità e rispetto, allontanando le polemiche e le possibili strumentalizzazioni, mentre dal governo nazionale e regionale si attendono provvedimenti straordinari e deroghe economiche per sostenere cittadini e imprese. E proprio l'economia è uno dei fronti più colpiti. Il centro storico è parzialmente chiuso, il flusso di visitatori si è quasi azzerato e commercianti e imprenditori fanno i conti con incassi ridotti al minimo. Una crisi profonda che rischia di trasformare l'emergenza in un tracollo economico. Non parliamo solo di negozi, ma di persone, di lavoro, di dignità. E come Confcommercio Sicilia siamo venuti qui per ascoltare e per dire con chiarezza che nessuno deve sentirsi solo. Servono ristori immediati, perché le imprese non possono aspettare, ma serve soprattutto una visione. Il rischio vero è che quando si spegnono i riflettori Niscemi venga dimenticata. Intanto a tenere viva la speranza arrivano i gesti di solidarietà. Oggi un camion della Protezione Civile da Catania porta aiuti raccolti nelle scuole, giochi, materiale didattico e lettere per i piccoli alunni di Niscemi. E poi ieri, dal cuore della frana, è riemerso un simbolo, la croce travolta dal crollo, recuperata dopo ore di lavoro in condizioni estreme da polizia, vigili del fuoco e Protezione Civile. Un gesto carico di significato per una comunità che cerca forza anche nei suoi segni identitari. È proprio la croce che abbiamo visto alla fine del servizio, è stata visitata questa mattina dalla Premier Meloni prima di andare via. Oggi lunedì iniziano gli interrogatori della Procura con i tecnici informati sui fatti e per il momento da Niscemi è tutto e vi restituisco la linea. Grazie a GR Italia. Da una emergenza all'altra, il ciclone di San Valentino che ha messo in ginocchio il settore florovivaistico. Serre, piante, impianti e macchinari a Mascali, in provincia di Catania, sono irrimediabilmente distrutti. Sentiamo Tonino De Mana. Non solo Harry, il cosiddetto ciclone di San Valentino ha messo in ginocchio un'altra categoria produttiva, quella dei florovivaisti, le cui serre sono state spazzate via dalle raffiche di vento che hanno superato anche i 100 km/h. Le scene di devastazione che vi mostriamo arrivano da Mascali. In questa azienda si sta cercando di salvare il salvabile, piante che vengono portate via ad una, ormai senza mercato perché fortemente danneggiate. Pianta totalmente non consegnabile, che chiaramente ha subito dei danni e praticamente non sappiamo cosa fare, siamo in ginocchio. Ripercussioni a cascata anche sull'occupazione. Siamo costretti, avendo perso una parte importante di azienda, a ridurre il personale, perciò alcuni dipendenti andranno in cassa integrazione, in disoccupazione e chiaramente anche i nostri fornitori, stiamo disdicendo ordine, è praticamente una locomotiva che si ferma. Un disastro economico che rischia di compromettere l'attività, il cui futuro è sempre più incerto. Abbiamo qua la bellezza di 60.000 piante rinvasate con questa tecnica nuova. Avete fatto una stima dei danni? Ma qua si aggira sui 500.000 euro il danno, perché la struttura è tutta da rifare, era 1,5 ettari di serre. Per alcuni vivai la stagione potrebbe essere già finita, da qui la richiesta dello stato di calamità e nelle prossime ore si annuncia un'altra ondata di maltempo che rischia di dare il colpo di grazia ad un settore già in ginocchio.
E per le abbondanti piogge nel Palermitano, ieri è esondato il fiume Imere ed è stata chiusa e poi riaperta la statale 113. Il sindaco di Campofelice di Roccella, Di Maggio, si dice in continuo contatto con la Protezione Civile e raccomanda prudenza. Cambiamo argomento, a Catania arriveranno altri 1000 nuovi monopattini in condivisione, ma l'amministrazione chiede alle ditte fornitrici e ai cittadini nuove regole e responsabilità. Luca Ciliberti. Catania scommette ancora sui monopattini in condivisione e lo fa nonostante queste immagini poco edificanti. Aiuto! C'è qualcuno! L'amministrazione comunale ha deliberato l'affidamento del servizio di mobilità condivisa a 3 ditte che forniranno 1000 nuovi monopattini per implementare il servizio già esistente. Ma la parola d'ordine stavolta sarà tolleranza zero per incivili e abbandoni selvaggi. Non saranno più tollerati fenomeni come quello del lasciare il monopattino dovunque, davanti a garage, ingressi di abitazioni, in mezzo alla strada, quindi con un assoluto mancato rispetto anche verso gli altri concittadini, chi guida la macchina e chi magari transita a piedi, quindi verso anche i pedoni. Ecco, questo non sarà più tollerato. Si applicherà sin da subito il nuovo codice della strada che prevederà l'utilizzo del caschetto e le sanzioni per chi trasgredisce le regole. L'idea è quella di garantire un servizio eccellente responsabilizzando le stesse ditte fornitrici che proprio contro l'abbandono selvaggio possono utilizzare il loro servizio di geolocalizzazione dei mezzi in tempo reale. Devono garantirci assolutamente che loro faranno di tutto, dato che possono monitorare in tempo reale chi ha noleggiato quel mezzo, dove poi lo andrà a lasciare, magari non potendo più permettere la chiusura del noleggio fino a quando non venga lasciato in un sito idoneo. La determina di aggiudicazione da parte del Comune è datata 12 febbraio 2026 e ipotizzabile che nel giro di qualche settimana i mezzi saranno già a disposizione sulle strade dei catanesi. A Sant'Agata Battiati, nel catanese, rubinetti a secco da ieri mattina per un guasto alla rete idrica. Tonino De Mana. Rubinetti a secco e famiglie esasperate. Sant'Agata Battiati è all'asciutto dalle 6 di ieri mattina per un guasto alla rete idrica gestita da Sidra. Abitazioni private, case di cura, uffici e scuole senza un filo d'acqua per un disservizio che viene denunciato dallo stesso sindaco Rubino. Ricevo tantissime segnalazioni e giustamente tutti coloro che hanno anziani a casa, le case di riposo, i bambini non possono alzarsi al mattino e affrontare una giornata lavorativa senza l'acqua. Sono finite anche le riserve. Il primo cittadino punta il dito contro Sidra. Sollecito la Sidra fortemente a prevenire, perché il denaro pubblico va utilizzato nel rispetto della rete idrica per la prevenzione. Il guasto alla condotta idrica sarebbe stato riparato e in queste ore l'acqua starebbe arrivando nelle abitazioni a valle di Battiati come Via del Bosco, poi toccherà al centro. Non Maranza è la nuova associazione lanciata dallo chef palermitano Natale Giunta, che prosegue la sua battaglia contro chi delinque e rovina la movida palermitana. Marco Gullà. Lo chef palermitano Natale Giunta rilancia e prosegue la battaglia contro i cosiddetti Maranza, un percorso contro aggressioni e intimidazioni che ha anche richiamato tante critiche sui social, quando il cuoco imprenditore nel suo locale aveva affisso un cartello che vietava l'ingresso a determinati personaggi. A breve sarà presentata un'associazione che si chiamerà No Maranza, un nuovo segnale per dare un sostegno ad imprenditori, giovani e commercianti per segnalare episodi di violenza e minacce. Giunta nelle settimane addietro, a causa proprio del suo divieto, è stato anche minacciato e in diverse serate, come lui stesso ha raccontato, ci sono stati disordini davanti al suo locale proprio perché alcuni ragazzi non erano stati fatti entrare dopo alcune segnalazioni. Anche questa nuova iniziativa di Natale Giunta ha spaccato il popolo social. C'è chi approva pienamente l'idea dello chef, chi invece lo addita come classista e fuori contesto. Natale Giunta però va avanti e nei prossimi giorni battezzerà la sua nuova associazione. Furto nella sede dell'AST, l'azienda siciliana Trasporti, in via Ugo La Malfa a Palermo, dove i ladri hanno prima cercato di scassinare le macchinette che distribuiscono merendine e bibite e poi hanno passato al setaccio gli uffici trovando i soldi della cassa. Il bottino è da quantificare, ma sarebbe ingente. Ci fermiamo adesso, c'è una pausa per la pubblicità, poi andiamo a scoprire il costume più bello del Carnevale di Venezia che arriva dalla Sicilia. Il
Mar Mediterraneo banda il Carnevale di Venezia con il costume realizzato da una coppia di messinesi premiati come maschera più elaborata appunto del Carnevale veneziano. Sentiamo Desiree Ferlito. Tutta la bellezza, i colori e le sfumature del Mar Mediterraneo in un vestito. La Sicilia premiata allo storico Carnevale di Venezia, tra pizzi, maschere e costumi meravigliosi. A trionfare con l'omaggio al Mar Mediterraneo Maria Lipari e il marito Salvatore di Santa Lucia del Mela nel Messinese, entrambi appassionati del Carnevale, veterani della competizione dal 2018, ogni anno con un tema diverso, l'estate, la primavera, l'inverno, tutti abiti realizzati a mano, curati nei minimi dettagli. Oltre 6 mesi di lavoro e tanta passione. I loro abiti, ispirati al Mare Nostrum, sono le maschere elaborate più belle del Carnevale di Venezia 2026. La premiazione tra applausi e un pubblico numerosissimo in piazza San Marco, salotto del Carnevale veneziano. Oltre 200 le maschere che hanno sfilato in piazza, provenienti da ogni angolo del mondo ad esibire le proprie creazioni, dagli abiti futuristici a quelli storici, ispirati alle fiabe o addirittura ai Giochi Olimpici. Il Carnevale di Venezia conferma il suo fascino internazionale tra storia e spettacolo. La Guardia di Finanza ha sequestrato a Gela e Mussomelli, in provincia di Caltanissetta, 3.000 articoli tra maschere di carnevale, costumi e cosmetici. I prodotti erano privi della marcatura dell'Unione Europea e delle indicazioni obbligatorie in italiano. I commercianti rischiano sanzioni fino a 25.000 euro. Tuvo fa l'americano, il libro del giornalista d'inchiesta Sasha Biazzo, racconta i nuovi volti della mafia. Desiree Ferlito. Mafia, potere e affari, dai territori siciliani agli scenari internazionali. Se ne è parlato alla Pinacoteca di Piazza Manganelli a Catania, dove è stato presentato il libro Tuvo fa l'americano del giornalista Sasha Biazzo. Un'inchiesta che racconta come le mafie abbiano cambiato volto, intrecciando sempre più spesso i propri interessi con l'imprenditoria, la politica e la finanza, ben oltre i confini italiani. Questa storia paradossalmente nasce in Sicilia. Nasce in Sicilia all'inizio del Novecento con l'emigrazione di moltissimi italiani dal sud dell'Italia negli Stati Uniti e con la nascita e la crescita delle famose Five Families. Al dibattito ha partecipato anche il magistrato Sebastiano Ardita, che ha sottolineato come oggi la criminalità organizzata sia meno visibile ma più radicata nell'economia legale. I fenomeni mafiosi si riverberano sui territori con delle caratteristiche abbastanza comuni, anche se sono diversi i posti in cui nascono. La mafia americana, per esempio, per certi versi ha emulato quello che è stata l'esperienza di Cosa Nostra, ma l'ha portata a compimento in modo molto più anticipato, e anticipata è stata la risposta dello Stato. Un confronto molto partecipato che ha acceso i riflettori su un fenomeno in continua evoluzione e sulla necessità di riconoscere i nuovi segnali per contrastarlo in modo efficace. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa, poi torniamo con la pagina sportiva per parlare del recupero del Catania di mercoledì contro il Trapani, mentre continua la striscia positiva del Palermo, arrivato al 13° risultato utile consecutivo. A tra poco. Siamo al calcio, partiamo con il Catania, concentrato sul recupero in programma mercoledì contro il Trapani al Massimino. Sentiamo Francesco Triolo. L'imperativo è rialzarsi subito perché il pareggio di Siracusa ha rallentato quella che doveva essere la rincorsa al Benevento. Il Catania adesso non può fallire nel recupero contro il Trapani, che si giocherà mercoledì al Massimino. Vincere con i Granata per accorciare dalla capolista è quasi un obbligo per continuare ad alimentare la corsa. Sorrento, Cerignola e Siracusa sono stati dei passaggi a vuoto che hanno condizionato troppo il cammino dei rossazzurri. Toscano deve fare i conti con le condizioni non eccezionali della squadra, con un Di Tacchio che è appena rientrato e deve ritrovare lo smalto, con Jimenez che preferisce la fase offensiva e invece si deve anche adattare per via delle tante assenze rispetto a come questa squadra era stata costruita. Contro il Trapani rientreranno Corbari e Lunetta, Di Tacchio potrà avere un maggiore minutaggio e queste sono le buone notizie. Poi c'è Bruzzaniti, uscito zoppicante a Siracusa ma che non dovrebbe aver avuto nulla di particolarmente grave e dovrebbe essere regolarmente a disposizione. La squadra si è allenata in mattinata e domani è prevista la seduta di rifinitura. Certo, preparare in così poco tempo un derby contro un Trapani parecchio rivoluzionato ma sempre insidioso non è la cosa migliore, ma il calendario fitto impone di farlo.
C'è da cambiare marcia e ritornare a quella vittoria che manca ormai da quasi un mese, dal 25 gennaio e dal 2-0 sul Cosenza, che valeva il primo posto in coabitazione col Benevento. Da quel giorno la frenata rossa-azzurra. E poi invece la striscia positiva da record per il Palermo, al suo 13° risultato utile consecutivo. La classifica però non cambia, Palermo è sempre quarto. Marco Gullà. Nonostante il 13° risultato utile consecutivo, il Palermo resta quarto in classifica, a 4 lunghezze dal secondo posto e a 5 dal primo. Venezia, Frosinone e Monza hanno risposto positivamente alla vittoria dei rosanero contro l'Entella e quindi nei piani alti la classifica è rimasta invariata. Il Palermo quindi vince, convince, ma se vuole fare uno strappo in classifica non può permettersi passi falsi, perché rischierebbe di perdere di vista il treno promozione diretta. Strisce positive sicuramente fanno bene all'umore, al morale e ti permettono di lavorare bene durante la settimana, anche perché c'è stato un turno infrasettimanale in cui siamo riusciti ad accumulare veramente tanti punti e adesso riposiamo un giorno, poi si riparte per mantenere questa imbattibilità. Imbattibilità che passa dalla partita di sabato al Barbera contro il Südtirol, ma lo sguardo dei siciliani sarà anche rivolto alle sfide delle dirette concorrenti. Il Frosinone giocherà in casa contro l'Empoli venerdì sera, il Venezia al Penzo sabato sfiderà il Pescara, il Monza invece giocherà a Carrara. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi lascio adesso ad Anteprima Corner condotto da Angelo Gagliano, grazie a tutti, un buon pomeriggio.